Siamo a Roccalumera, a poche centinaia di metri dallo svincolo dell'autostrada. Abbiamo saputo che c'è una frana che si è abbattuta sull'autostrada e la direzione verso Messina è bloccata fino da lì. Invece sulla nazionale si è ribaltato un camion con le bombole del gas e quindi è bloccata sia la nazionale che l'autostrada per Messina. Le macchine sono tutte qua in fila, stiamo aspettando che intervengano per togliere i blocchi e le frane dall'autostrada. E la città è paralizzata sul lungomare, hanno mandato tutti i camion mentre le macchine sono qua sulla statale che passano nel paese. Stiamo percorrendo la strada che ci porta allo svincolo, ma già è un caos. Qui c'è la protezione civile, la macchina della protezione civile di Roccalumera, ma siamo bloccati tutti quanti. C'è un'ambulanza che vuole passare, ma non può passare. Ecco. Abbiamo anche il temporale che imperversa, ancora lampi. Le macchine dell'autostrada sono passate ora, cercano di darsi da fare. Ci sono dei feriti sicuramente perché hanno detto che ci sono delle macchine travolte dalla frana. Si cerca di liberare la corsia. Ecco lo svincolo dell'autostrada. Stanno facendo uscire tutte le macchine. Siamo bloccati anche in direzione da Ormina. L'autostrada è bloccata sia in direzione da Ormina che in direzione il sindaco fa il giro urbano. Ma qua fa sempre con una fila, ma io l'ho capito, ma se non cominciamo a muovere. Attenzione che non ti vedono. Stai attento che non ti vedono. Tutto bloccato. Sta per scatenare un'altra volta il temporale. Dire sono bloccati. Di dire che se erano diretti a Catania stanno uscendo qua allo svincolo di Roccalumera. C'è Bagliori. C'è chi sono inutilmente, tanto si sa che non si può entrare. Continuano a salire le macchine, ma l'autostrada è chiusa. Ma com'è la situazione? Com'è la situazione? Bloccato dove? Tutto. Qua non capito bene dove, però nelle zone di Alia E di qua? Di qua Catania è libero, perché io rientravo da Catania. Perché? Questi sono solo quelli. Questi vanno per Catania, l'autostrada per Catania. Per Catania si può fare, va bene. Ok, va bene, grazie.
No, l'autostrada per Catania è libera, per Messina è bloccata. Quindi stanno uscendo tutti i mezzi che vanno per Messina. Tutto bloccato. Un disastro annunciato. Da più di 15 giorni l'autostrada Messina-Catania era interessata da frane, smottamenti e fino ad oggi non si era preso nessun provvedimento. Oggi, a 15 giorni dalla prima frana, una nuova frana ha bloccato definitivamente l'autostrada Messina-Catania, all'altezza di Alì. Il paese è pieno di macchine, Colomera è intasato di macchine, anche perché la strada statale che passa sulla litoranea è chiusa perché è ribattato un camion, ci dicono. Questo è quello che succede in questo posto. Autostrada Catania.